Scatman's World. Veneziano, ragazzi, siamo a Daytona Beach, ci sono temporali in lontananza, ragazzi. Non ho fatto Sydney Tokyo perché veramente con la grafica di default Flight Simulator proprio non scoppio a giocarci, quindi aspetto di prendere qualche add-ons australiano e giapponese perché veramente non dà proprio fastidio vederlo così. E quindi ho deciso di fare una tappa tutta americana di un'oretta da, ripeto, da Daytona Beach a New Orleans. Siamo con un Airbus della Delta Airlines. Andiamo, ragazzi. In lontananza ci sono temporali veramente devastanti, una roba grande proprio. Vediamo se becchiamo qualche temporale, come sarà un volo rapido, insomma non particolarmente lungo. E se dobbiamo trovare degli add-ons per l'Asia e per l'Oceania, perché non ce la faccio proprio andare con lo scenario di default. Oh, c'è anche traffico, c'è. Eh sì, eccolo qua. Ciao ciao. Ok ragazzi, si parte e si balla già. C'è già vento. Mamma mia ragazzi, nuvoloni incredibili. Salutiamo Daytona Beach ma non si vede un emeritu cazzus. Eccolo qua, adesso un po' si vede. Stiamo facendo la super viratona. Mamma mia che tempaccio. Guardate che roba raga, guardate che roba. Fulmini dappertutto, è spaventoso. Fra un po' viene giù il diluvio. Okay, siamo in rotta e siamo in salita per la quota di crociera. Il tempo è veramente orribile. Ma miracolo che non ci sia la pioggia, cazzo, veramente. Torre di controllo, ancora non piove. Punto di vista del passeggero. Punto di vista cubendiano. Un punto di vista Cessna. Oh, ci sono meno nuvole intanto, perfetto, godo. Allora, eccoci qua, 200.000 all'arrivo e stiamo costeggiando la costa sud degli Stati Uniti d'America. All'orizzonte veramente nuvole molto minacciose, però il volo procede bene. Eccolo qua, i passeggeri stanno godendo. Punto di vista cubendiano, tutto molto regolare. Adesso vediamo, speriamo di non trovare troppe turbolenze perché a Daytona Beach, ragazzi, è stato un disastro. Anzi, se voi avete qualche comunque scenario anche gratuito dell'Australia, dell'Asia, comunque fatto bene, mandatemi pure un messaggio privato su Facebook o con un link sotto qua il video, perché ripeto, quello di default veramente ormai è inguardabile purtroppo. Orleans, abbiamo l'ILS pista 10, quindi dobbiamo fare il giro dell'aeroporto. Eccola qua, comunque brutto tempo anche a New Orleans, veramente abbiamo trovato brutto tempo dappertutto, anche se non c'è ancora pioggia per il momento. Ok ragazzi, sono stato veramente tanto a girare per l'aeroporto perché probabilmente c'è tanto traffico e quindi non potevo atterrare, mamma mia, cioè, ho fatto più tempo a girare intorno all'aeroporto che altro. Guarda che c'è un traffico devastante, d'altronde negli Stati Uniti è così, cioè. Vedi questo per esempio, di questo Piper è autorizzato ad atterrare in pista 10 ed è 21 miglia, noi siamo a 24, sarà anche per quello penso. Io non sono a 26 circa. Mamma mia che casino. È molto nuvoloso, Ok. 195. Ok. Bella virata. 165. Vaffanculo. Troppo. Ok. Quota 2000. 2000. Ok. Perfetto. Ormai ci siamo. Ragazzi, ci siamo allineati. Molto bene. E adesso iniziamo il sentiero di discesa. Cazzo succede? Oh. Eccoci qua. Ok, carrello. Ecco New Orleans in tutto il suo splendore. Stiamo arrivando ragazzi, stiamo arrivando.
punto di vista del passeggero. E andiamo. Adesso cominciamo questo cazzo di sentiero di discesa, speriamo bene. Ok, buono, buono, buono. Vai che arriviamo anche a New Orleans. Qua c'è un Cessna che spacca i coglioni. Eccolo qua. C'è un Cessna qua, ragazzi, che vola chiaramente molto più basso rispetto a noi. Insomma, neanche tanto in realtà, eh? Porca puttana. Eccolo là. Vabbè, noi pensiamo ad atterrare. Un Cessna pazzo, autorizzazione all'atterraggio, buono. E si ok. New Orleans, una delle città più particolari e strane dell'America, molto bella però molto originale, molto particolare proprio e molto stilosa, ecco come piace dire a me. Comunque dai, per fortuna non c'è stata pioggia, neanche vento, tutto abbastanza regolare, una cosa che a me piace molto perché se no faccio figure di merda, anche se stiamo calmi, perché in realtà le figure di merda sono sempre dietro l'angolo con il comandone. Ah ok, che bello, tiene anche il nome così, buono. Dai che ci siamo. Adesso tra un po' togliamo anche il Piluz Automatic. Eccoci qua, New Orleans. New Orleans. Ok. Spero di fare un bel atterraggio, cazzo. Traffico non ne vedo, forse qua c'è un aeroplanino qua, boh, adesso vediamo, dai. Adesso valutiamo. Pronti a disinserire il pilota automatico. Dai ragazzi. Sullo sfondo New Orleans, sì New Orleans, scusate ragazzi, vaneggio come indiano. Mamma mia, per guardare il pilota automatico, guarda che cagata, troppo veloce sono. Speriamo bene ragazzi. Buono, 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 ci siamo, ci siamo, ci siamo. Siamo arrivati. Ragazzi, siamo arrivati sani e salvi. Molto bene che sarà tragitto un po' veloce perché per guardare il pilota automatico disinserire ho fatto un po' un vaneggio, ma vabbè, insomma ragazzi, il comandone è abile e esperto di vaneggi, che sui vaneggi nessuno mi può battere. E niente, aspetto la prossima rotta che adesso sarà scelta da voi, chiaramente, ecco, però non tappe asiatiche o australiane, ecco, diciamo che stiamo su Stati Uniti e Europa per il momento e Caraibi, perché l'arco dove tutti quanti li adons. Ok raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!